Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli, no, per partire, ho assistito a una scena veramente. C'era la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti, con la scorta che gli ha fatto prego, prego. A scatenare la polemica è stato l'attore Luca Zingaretti sui social, un vero e proprio attacco frontale al ministro Adolfo Urso, nato 68 anni fa a Padova ed eletto parlamentare più volte proprio nella città del Santo. Al ministro, ma soprattutto alla moglie, accusata da Zingaretti di aver approfittato della sua posizione per saltare la fila al check-in dell'aeroporto romano di Fiumicino, incoraggiata dagli agenti della scorta. Allora mi dico, non vi vergognate? Ma non vi vergognate, manca quando è in vacanza. Vergognate. La risposta non si è fatta attendere dopo che il quotidiano nazionale La Repubblica ha rilanciato la vicenda e contattato il ministro, che prima ha affermato di aver accompagnato la moglie al check-in, di essere rimasto a lungo al telefono e di averla salutata senza accorgersi di comportamenti scorretti. Poi, mentre la polemica attorno alla vicenda cresceva, il ministro ha scritto a Repubblica spiegando che è la scorta a decidere quali comportamenti adottare e rivelando un particolare riservato. Alcuni mesi fa la moglie aveva ricevuto una lettera di minacce accompagnata da proiettili giunta al ministero per indurre Adolfo Urso a modificare il suo comportamento in relazione alle attività istituzionali sulla vicenda del Golden Power. Da qui la necessità di proteggere la signora, una vicenda che sicuramente non finirà qui tra scorte, minacce, accuse di prepotenza e indignazione dei cittadini. Il fatto che sia stato un attore famoso come Zingaretti a sollevare il caso poi, per di più sui social, ha avuto un effetto esplosivo.